Raffaele Padrone, ecco, voi della polizia, percepite questa paura nei cittadini? È mai possibile che alle 11 del mattino in piazzale Enea Elio dei Mille, quindi a 2 passi, ma neanche a 1 passo dal centro città, una persona venga aggredita e derubata del portafogli da una gang? Allora, intanto ben ritrovati. Sì, in effetti il numero delle telefonate al 113 è aumentato, quindi vuol dire che la gente chiama anche per darci queste notizie e per darci e segnalarci quello che a loro ritengono in questo momento un po' più strano. Lei ha fatto bene prima a dire il fatto della lampadina. Una volta uno avrebbe pensato a un guasto, adesso la gente ha paura. Ma se si ricorda, io stesso da questi studi dicevo: attenzione sindaco, avevo fatto anche un articolo sul giornale, attenzione sindaco, perché poi ci sono i cittadini di serie A che hanno la luce, quelli di serie B che non hanno la luce. Se lo ricorda questo articolo, basta che andate a vedere, a fare le ricerche, la gente ormai fa le ricerche, va a vedere tutto quello che facciamo, quindi passa tutto. Il problema di quell'episodio è un episodio che è al vaglio adesso degli investigatori, perché ci sono delle ombre oscure su un'attività di indagine, quindi vorremmo capire cosa è successo effettivamente, perché è un episodio, grazie a Dio, unico, ancora possiamo dire ancora unico, quindi c'è tutto un vaglio. D'altronde la polizia sta facendo l'impegno, sono state messe sul territorio ulteriori autovetture, sono stati fatti arrivare dei rinforzi per questa attività, abbiamo avuto già delle persone fermate, abbiamo ottenuto una serie di cose positive, riscontri positivi per questa attività. È vero che l'altro giorno c'è stato un equipaggio della nostra sezione volanti, anzi uno di questi equipaggi messi in più, quindi vuol dire che hanno portato la loro attività positiva, vedere uscire 2 persone, quindi hanno visto uscire 2 persone da un'abitazione, l'occhio del poliziotto, che non è più il poliziotto che aveva 20 anni, perché il collega, insomma, anche lui ha superato i 50 anni, insomma, si accorge di queste persone che sono in un giardino, che non è che stanno camminando così, e alla vista della polizia scappano. L'inseguimento c'è stato. Io qua, un inciso, qualcuno ha detto: ah, voi avete la Fiat Punto, i ladri avevano una A6, ovvio. Allora io faccio, prima lo dico come poliziotto, è meglio che, ci dispiace che di non averli preso, però avremmo avuto sicuramente con le nostre autovetture forse anche qualche incidente stradale, e questo la polizia comunque l'ha evitato, perché comunque il furto non è stato consumato. E c'è da dire però dalla parte sindacale che quanti poliziotti, quanti carabinieri in un incidente stradale per questa attività, pagano di persona morti, e non passano la notizia, non passa, direttore, cari telespettatori, non passa la notizia, solo sui social network vedete morto un carabiniere in inseguimento. E anche perché siamo sempre le solite, chi li avrebbe pagati se i nostri colleghi avrebbero sbattuto la macchina e avrebbero magari ammazzato qualcuno? Questo è il tutto. È lì bello, perché poi alla fine i mezzi no, quando poi c'è l'incidente che li paga il poliziotto, non li paga. C'è qualcuno che sta pagando autovetture durante servizi di scorta, sì, non lo dimenticate. No, è vero, è vero. In provincia di Pordenone, non a Milano. Ma è vero, è vero, è vero. Grazie Raffaele Padrone.